le chiedo solo il nome e il cognome ai fini della verbalizzazione. Sì, Mario Gianni. E un autorevole esponente di un partito di opposizione ci ha detto che in realtà il piano regolatore generale non prevede nessuna rotatoria, perché inizialmente era stata prevista ancora con il sindaco Todaro alla prossimità dell'accesso all'ultimo ponte, prima del semaforo, perché c'era ancora l'idea, il progetto di un passaggio sottomarino per collegare Chioggia e Sottomarina, evitando il centro storico. Poi io non so, corrisponde a verità questo, che non esiste nel piano regolatore nessuna previsione di rotatoria. E poi la rotatoria chiesta, sollecitata oppure dal CTR, in quale località sarebbe prevista? All'altezza dello svincolo per via Granatieri di Sardegna o nell'accesso sud del deposito? Non è la stessa cosa, però mi pare che il dirigente dei lavori pubblici avesse già negato la possibilità di fare un accesso riservato per quindi con cambio di segnaletica per il passaggio al lato sud del deposito, dove rimane ancora, come ha ricordato il consigliere Naccari, questa contraddizione fra chi è concessionario della zona dell'accesso e chi materialmente sta eseguendo i lavori, da una parte ASPO e dall'altra Socogas. Non è evidentemente la stessa cosa. Desidererei dei chiarimenti su questi aspetti. Grazie.